amici, benvenuti anche oggi alla Sibilla Interattiva del vostro Maledetto Veneziano. Come sapete abbiamo iniziato un nuovo format alla mattina quando c'è la possibilità, il vostro Maledetto Veneziano non si, come si dice, non si allontana dal concetto di poter far usufruire le persone che non possono permettersi una consulenza di rispondere bene alle sfide interattive tramite ad esempio Facebook o anche al tubo. Vi ricordo che alla sera dalle 4:30 in avanti sul canale YouTube del vostro Maledetto avrete le sfide interattive perché a chi non riuscirà a rispondere adesso. E vi ricordo anche che questa sera alle 21:30 abbiamo le sibille interattive nel canale Maledetto Veneziano su praticamente il canale Maledetto Veneziano con il legato. Bene, se qualcuno vuole fare delle domande, mi raccomando, nome e data di nascita. Ciao Maurizio Antonio, quindi nome e data di nascita, poi non ad esempio come va in amore, cioè dovete scrivere come va in amore quest'anno, oppure dovete scrivere sono solo, come va in amore, oppure oggi ho fidanzato, come va in amore, nel senso devo avere, ciao Barbara, grazie di avermi salutato, devo avere degli appigli su cui fare una domanda. Ciao Valentina, grazie di avermi salutato. Quindi mi raccomando, nome e data di nascita, se no io chiaramente non posso agganciarmi alla sceneggiatica, almeno in modo in cui ci sia una risposta attendibile. Bene, mentre aspettiamo la gente che fa la domanda, vi ricordo che abbiamo il sito capitano.altruista.org e abbiamo 20 ebook dove le persone possono scaricare tranquillamente gli ebook, ce ne sono 20, ne hanno già scaricati più di 150.000 e il vostro Maledetto Veneziano ha dato più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostetici. Vi ricordo anche che c'è una sezione shop dove si possono acquistare il Maledetto Veneziano e, come si suole dire, il legato. Poi abbiamo il sito Radionica, Radiestesia e Tarologia ed Ermetismo, siamo più di 1400 e potete pure iscriversi, è tutto questo su Facebook. Bene, vediamo un po', tanto sto linkando nei vari gruppi, nelle varie zone dove il vostro maledetto può linkare e vediamo un po' se ci sono delle domande nel frattempo. Aspettate un attimino che sto linkando e mi raccomando, questa sera non perdete dopo le 4, tra le 4:30 e le 5, c'è sempre il Maledetto Veneziano con le sibille interattive e questa sera che è mercoledì nel mio canale con il decano dopo le 21. Bene, fatto tutto, andiamo a vedere le domande se ce n'è qualcuna, Se c'è qualche domanda, vediamo un po'. Allora, qualche domanda c'è. Valentina, mia sorella Roberta, del 90, guarirà dalla sua depressione? Benissimo. Vediamo un po' se la Roberta del 90 guarirà dalla sua depressione. Dopo, quando rispondo, cancellate pure la domanda, per privacy, perché non vorrei che poi... Vediamo un po' se la nostra Roberta guarisce dalla depressione. Facciamo 7 carte, così vediamo un po' di accontentare tutti. Vediamo. Allora, Belvedere e casa. Sono delle carte positive, sono delle carte estremamente positive che fanno vedere che quasi quasi non dipende dalla Roberta. Sembra quasi che in casa, no? La Roberta aspetta un aiuto, aspetta qualcuno che l'aiuti a superare, però vedo che c'è amore intorno a lei, c'è intimità, consolazione. Allora, il taglio è propositivo, sembra che è sulla strada giusta, poi deliranti, costanza, lo spirito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh sì, bene, vediamo un po'. Vedi che c'è la carta dell'ammalato? Vediamo un po'. La sua depressione, probabilmente è stata detta da qualcosa che, cioè, sembra nata da qualcosa che non è neanche vero. Cioè, nel senso, ha sentito delle voci, cioè questa patologia sembra quasi che perché ha dato ascolto o qualcuno ha detto qualcosa che nella realtà poi non era vero. Lei mi sembra anche una persona che era forte, però ha dato credito a cose che non erano realistiche e o non erano realistiche nel senso che così importanti da mandare a cosa. E lei era sicuramente una porta, una
era ed è una donna forte, perché vedi qua sembra quasi che lei sia, lo superi bene, però sembra quasi che gli sia mancato qualcosa, che sia andato via qualcosa per cose che non erano vere. Dette da gente, però lei come donna è una donna forte. Il problema che cos'è? Che questa donna forte è in mezzo a due carte deboli e quindi sembra quasi che lei abbia perso la sua forza per colpa di gente che diceva cose che poi nella realtà purtroppo non erano vere. Noi vediamo che la voglia c'è di migliorare, di uscire da questo stato, però vedi, c'è leggerezza, c'è qualcosa di frivolo che la fa stare male. Eh, quindi questo stato sembra quasi che per colpa di queste persone, di questo atteggiamento, di aver creduto a certe cose che in realtà, visto che lei era forte, la stiano portando verso, vedi, la malattia. Cioè, c'è proprio questa malattia. Però sembra quasi che ci sia non una riuscita, ma qualcosa che la lega, cosa che non sono vere. Cioè, adesso per tirare le somme, mm, qui sembra che la situazione non sia proprio facile. Ci vorrà del tempo, però questa carta mi dà speranza, però c'è leggerezza, vedi? Non so, questa ragazza ha dato ascolto a persone che non avevano un fondamento. E forse non dico che era una credulona, ma diciamo che essendo stata una donna con un carattere di valore, purtroppo è praticamente caduta in questa situazione e l'Imineo è una carta di riuscita. Quindi io direi che fondamentalmente una piccola possibilità c'è, no? C'è, però ancora non vedo la luce, proprio la sicurezza che eh, è sulla strada giusta, però non posso pronunciarmi e dire che ce la farà in tempo breve. Una situazione un po' complicata, perché c'è troppa gente che dice cose che non sono vere. Lei purtroppo ha visto partire qualcuno, qualcosa, e c'è rimasta. In futuro però vedo la riuscita, però sarà lontano. Bene, andiamo avanti. Allora, Barbara, vorrei sapere che intenzioni ha Luca del 65 nei miei confronti a livello lavorativo. Allora, Luca è del 65 e tu sei dell'82 a livello lavorativo, come? Benissimo. Vediamo un po'. Vediamo un po' per la nostra Barbara, 82 e Luca del 65. Vediamo un po'. Allora, sto Luca qua, vedi, viaggi e ladro. Insomma, sto Luca qua mi fa un po' pensare che ci siano dei cambiamenti di nascosto, vedi? Ladro, cambiamenti, insomma, un taglio un pochettino birichino. Vediamo un po'. Luca è un pochettino. Beh, allora, Luca diciamo che è un mercante, è uno che guarda alla materialità. Tu sei una donna forte, speranzosa, valida, sul lavoro sei una persona sicura, però vedi, dottore, sei una tipa anche che ha dei bei ricordi molto probabilmente, no? Però vedi che ti vedo piangere. E poi chiude con amica leggerezza. Allora, vedi che c'è da mettere a posto qualcosa, non so se anche a livello contrattuale, però ti vedo piangere, quindi è una situazione difficile. Già il taglio era pesante, il cambiamento è ladro. Io starei attento a questo lucchetto qua, perché vedi che ti vedo piangere nel futuro. E poi c'è leggerezza, sembra che quasi la cosa si allontani. Mm, E poi vedi, qui c'è da mettere a posto qualcosa e questo qualcosa, tu sei forte perché ci sono due carte che indicano che sei una donna valida sul lavoro, però vedo che c'è da mettere qualcosa, ti aiuterà qualcuno, però vedi, vedo piangere, quindi è una cosa un po' così, traballante, anche perché abbiamo fatto un taglio con il ladro, il cambiamento, quindi
Barbara, stai attenta, guardati intorno perché in futuro magari qualche lacrimuccia scende. Attenta, attenta, attenta perché non mi fiderei di questo. Bene, vediamo un po'. Brevissimo Marietto. Allora, Heidi, buongiorno, sono Laura dell'80. Il mio ex marito mi darà la separazione consensuale? Allora, Laura dell'80, lui Francesco del 73, sì, ti scrive bene le date, è bene. Mm. Vediamo un po'. Heidi mi dice se suo marito, mi chiede se suo marito dà la separazione consensuale. Vediamo un po'. Allora, vedi? Nemiche mercanti. Lui mi sa che sei stato colpito da una donna, ti avviso già, no? E il mercante è una carta che fa capire che lui sta pensando di cercare di guadagnare il più possibile da questa separazione. Sono carte in cui c'è proprio la nemica sta anche a indicare che lui certamente guarderà le cose in modo vantaggioso per lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, guarda bene queste carte. Riceverai un messaggio di questa separazione in cui tutto è bloccato. Vedi, la stanza degli affari è bloccata. Vedi, prigione, blocco, messaggio, stanza. Queste tre carte stanno già facendo capire che lui parte già col freno tirato a mano. Poi ci sarà un cambiamento. Allora, questa carta qua è una carta che sta a indicare o lui ha già un flirt con altre persone, quindi chiaramente cercherà di frenare il freno a mano per non andare a quel divorzio consensuale, insomma, cercherà di guadagnare il più possibile per lui. E vedo tu che sospiri, che vedi allontanarsi questa opportunità di fare una cosa equa. E lo vedo lui che raccoglierà il frutto di questa guerra. Quindi sembra quasi che tutto penda, in questo momento, penda a favore di lui, perché lui cercherà di bloccare il contratto consensuale. Vedi, questa è la stanza degli affari buoni e lui qui, vedi, blocca. Poi cercherà un cambiamento e potrebbe essere anche una consonante di cuore, ma vedi che poi dopo tu sospiri, lì che vedi sfumare la grande occasione e lui raccoglierà, vedi? Quindi sta a indicare più che altro che quello che lui vorrà fare andrà a buon fine. Quindi stai attento, molto attento perché ti vedo che sospiri, tu lo aspetti questa cosa che venga a tuo vantaggio, per lui cercherà di mettere tutto quello che può fare per essere contro la tua decisione. In altre parole, sembra che lui voglia raccogliere un lavoro fatto bene nei tuoi confronti. È difficile, questo Francesco cercherà di essere molto, insomma, sarà una brutta gatta da pelare, come si dice. Bene, Elisabetta Re, la sfera affettiva. Ma sei sposata, Elisabetta? Devi dirmi qualcosina in più perché io non riesco a capire cosa vuol dire sfera affettiva. Se mi scrivi sotto sei sposato, single, sei un ragazzo, meglio. Vediamo un po' la prossima. Vediamo, vorrei sapere se arriva una proposta lavorativa. Maria Antonia Mele, del 60. Vediamo un po' se arriva. Allora, Elisabetta, devi scrivere sono sposata oppure sono single se arriva sfera affettiva, così che riesco a agganciarmi. Perché con 7 carte è più difficile. Bene. Andiamo con la Maria. Vorrei sapere se arriva una proposta lavorativa. Maria del 60. Oh, se arriva una proposta lavorativa da Maria. Donna in servizio. Beh, qualcosa sembra che ci sia, perché vedi, donna in servizio vuol dire lavoro, no? Fedeltà, successo in questa ricerca. Ma vediamo un po'. E in questo momento, allora, guarda, in questo momento ti vedo molto triste per la questione lavorativa, forse perché ti hanno detto cose che non erano vere, poi vedi, ci sarà un cambiamento e poi in futuro vedo che sta per arrivare un contratto, vedi?
contratto. Adesso è un periodo nero, ti vedo piangere, cambiamento importante, morte, gente che ti ha detto cose che non erano vere, però in futuro vedo che ci sarà un cambiamento, è un contratto e sembra che questo contratto sia fresco, giovane, sia un contratto nuovo che non ti aspetti. Quindi io direi di sì, per il momento è un po' bloccato, ma fra qualche mese dovrebbe sbloccarsi nella direzione propositiva e deve essere anche una cosa importante perché c'è un contratto, un buon affare. Quindi io direi di sì. Andiamo avanti. Allora, Elisabetta mi dice che è single. Bene, no, cioè bene nel senso ho saputo la risposta. Bene, vediamo allora risponda Elisabetta. Vediamo cosa succede a livello affettivo, sentimentale. Vediamo un po'. Bene, ladro e amore. Sembra che ci sia qualcosa in arrivo di nascosto, qualcosa che forse è un amore clandestino. Vediamo un po' come si sviluppa. Il servizio, speranza, belvedere, amato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma guarda, adesso a livello sentimentale, Elisabetta, io vedo che sei una donna forte, volonterosa, ma stai aspettando forse qualcuno, qualcosa. E questo qualcosa ti tira un po' giù di morale. Molto probabilmente ci parli anche con questo qualcuno perché hai dei bei ricordi. E molto probabilmente la cosa in futuro prenderà piede. Però per il momento è tutto bloccato perché sembra che tu stia aspettando qualcuno che conosci già, vedi? Lo conosci già con l'amante e molto probabilmente ci stai già parlando. Ti abbatte un po' la situazione e in futuro sembra che il bicchiere diventi mezzo pieno. Però è un grande punto di domanda. La cosa sembra che stia andando per il verso giusto, però sei sempre in attesa. Tu donna molto forte e lo conosci già, perché l'amante sta a indicare che stai pensando già a qualcuno che conosci, sembra un remember, e ci parli già adesso molto probabilmente. Quindi sembra che la situazione stia andando nella direzione giusta. Allora, poi c'è... mm, sì, allora, Elisabetta, sembra che la situazione... ma secondo me, se, Elisabetta, quella persona la conosci già perché sembra che tu ci stia già parlando. E in futuro, un grande punto di domanda, il bicchiere sembra mezzo pieno, perché sono carte che vanno in su. Bene. Adesso vediamo la Valentina. Ma la Valentina ci ha fatto una domandina, quindi io posso rispondere su una domanda solo a una persona. Vi aspetto allora questa sera, cari amici, dalle 4 a mezza in avanti, più o meno, quando ho disponibilità e non ho consulti. Vi ricordo che se volete un consulto sono 20 euro, 45 minuti, chiaramente in privato, con astrologia, tarologia, radiestesia e tutto quello che si può fare. Oppure questa sera alle 21:30, sempre gratuitamente, nel sito capitano.altervisto. Scusate, non il sito capitano, nel canale del Marietto Veneziano, quindi in legale. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.